Buonasera! Ciao zia! Buonasera! Iniziamo con i nomadi, dai! Cantiamo insieme, tutti! Forse scorre dentro il silenzio il senso, il profumo della vita tra le cose. Neanche il buio serve ad immaginare la ragione che ci invita a provare. So che può far bene anche gridare per riscattare l'anima dal torpore. So che ad ingannarmi non è l'amore, perché voglio amare, io voglio vivere, ma sulla pelle mia. Io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia. Io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. I nomadi, io voglio vivere. 2003. Guarda in camera! Contro l'equilibrio sempre un po' precario, libero l'istinto ciò che mi sostiene, emozione nuova senza nome, la ragione che ci invita a continuare. Per questo problema non ho soluzione, io mi sento vittima e carceriere. So che ad ingannarmi non è l'amore, perché voglio amare, io voglio vivere, tutti, ma sulla pelle mia. Io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia. Io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. Poi io voglio, ma sulla, io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. Iniziamo la settimana con la zia Marta, con Fabrizio in regia. Facciamo Fabrizio! Che inizio! Tutti! Io voglio vivere, ma sulla pelle mia. Io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. Poi io voglio, ma sulla, io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. Che bella canzone che hanno scritto i nomadi. Tre 48 80 40 254 il numero per tutti i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti al Peiretti e saluti anche alla zia Marta. Abbiamo avuto un piccolo stacco con... Tutto ok, ci siamo? Sì, ci siamo. Quindi sono le 20:07, siete pronti per una grande puntata. Buonasera! In via del tutto eccezionale è Sì. di lunedì. Zia Marta di lunedì, perché venerdì non c'era e quindi Esatto. non possiamo stare ormai una settimana senza la zia. Non si può. c'era. Non c'era. Io Lei c'ero, lei c'era. non c'era. Siccome lei non c'ero, io ci sarei stata. In questa puntata abbiamo voluto viaggiare nel tempo. Il primo brano era del 2003, ma anche il secondo brano sarà del 2003. Ma in quell'anno, pensi zia Marta, che ci fu l'invasione americana in Iraq. Pensi, stiamo parlando del 2003, non è che le cose siano cambiate poi così tanto. Mica tanto. No,
a settembre il più grande blackout italiano, se lo ricorda lei? Siamo rimasti nel 2003 praticamente tutti al buio, ma per tanto tempo tutta l'Italia era senza luce. Sinceramente non me lo ricordo. Dormiva, secondo me lei dormiva. Ma può darsi, poi comunque io tra un fidanzato e l'altro ero sempre incasinata. A febbraio, sempre del 2003, ci fu la più grande manifestazione mondiale per la pace. Stiamo parlando del 2003, pensi, l'America attacca l'Iraq. La più grande manifestazione mondiale per la pace. Sono passati quanti anni? Tanti, 23 anni, non è cambiato Niente. nulla. So che lei nel 2003 deve raccontarmi qualcosa, ma me lo racconta subito, anzi no, me lo dica adesso. Come vuole. No, me lo dica, perché parliamo di anni quest'anno, sarà Sì. tutto un viaggio sugli anni. E allora, siccome lei è sempre molto curioso sulla mia Certo. vita privata, fidanzati, mariti, eccetera, Certo. nel 2003 io stavo con Lillo Birillo. Lei stava con una persona, un uomo che si chiama Lillo Birillo. Scusi un attimo che Senta. siamo andati fuori fuoco. Aspetti. Sì. Beh, aspettate anche voi amici a Sì. casa, Ecco. Cerchiamo di tornare, ma è la camicia bianca. Lo so, regia, eccoli qua, ci siamo. Lillo Birillo, se si chiamava così non è colpa mia, di No, nessuno. certo. E- Ma era un soprannome, no? Proprio Lillo di nome, Birillo di cognome. Birillo. E com'è finita? È finita che l'ho lasciato perché era un po' un mandrillo. Era uno... Sì, era uno che lavorava in night. Ah, beh, un bel lavoro. Sì, un bel lavoro, ma allora è molto troppo attaccato al lavoro, se lo portava a casa al lavoro. Più che altro se lei portava a casa, non solo... E quindi dopo un po' zia Marta anche basta. Un'altra canzone di quell'anno è una vostra richiesta, Non ti prometto niente. Ramazzotti, per voi. Adesso non mi chiedere quando tornerò. Ti prego non insistere, magari chiamerò. Non ti prometto niente, anche se tu mi piaci già un po'. Non ti prometto niente, conosci già la regola, vedersi solo un po'. Capisco che non basta più, però per il momento no. Non ti prometto niente, sai che già una volta io l'ho fatto e che ho mantenuto tutto, io che ci ho creduto così. Sai come finì, sai come finì. Se tornerò a innamorarmi ancora, ora non so se sarà di te. Se ci sarà posto ancora, potrai riempirlo forse tu, ma tu adesso non mi chiedere di più. È bello non promettersi niente nella vita. Io non ti so rispondere se un giorno cambierà. Non ti prometto niente, dico solo che con te sto meglio e che il tempo del risveglio già potresti essere tu. Non dico di più, non dico di più. Se tornerò a innamorarmi ancora, ora non so se sarà di te. Se ci sarà posto ancora,
difficile intraprendere un'avventura nuova quando tu nella testa e nel cuore, nell'anima hai ancora un'altra donna. Però adesso lei stia qui, io devo andare a fare una cosa. Dove? Lei stia qui, mi intrattenga un attimo il pubblico, racconti qualcosa, io arrivo subito, stia lì, non si muova, non si muova. Allora, cosa posso raccontarvi? Posso raccontarvi che è andato di là a prendere una cosa che ha dimenticato. Non ho dimenticato un bel E niente. quindi Io non ho dimenticato niente. allora penso sia andato a far pipì. No, non Perché sono andato a far pipì. prima No. neanche- perché mi ha detto mi scappa la pipì. Ho Allora, detto, zia ma Marta, lei si ricorda dove eravamo sabato scorso? sabato scorso eravamo sì, A mi Carmagnola. ricordo, a Carmagnola Ok. per la festa di Laura, sì. Esatto. E allora, alle 18 oggi Sì? mi hanno suonato il campanello. Sì? Era, E lui ha detto chi è? era un fioraio No! e quindi questi sono per lei. C'è anche un bigliettino. Adesso noi con lo sfondo, col green. Grazie Massimo e Massimo. Aspetti, esatto. Però c'è anche un bigliettino. Sì, Ma il bigliettino lo leggiamo adesso, lì. Tanto c'è scritto quello, guardi. ma lei me lo ha Vai, aperto. regia. Nel ringraziarti per la stupenda serata che ci hai regalato sabato 11 aprile, un piccolo gesto di affetto e ammirazione. Ma che grazie, ma che caro, Non ma che finisce qui, grazie. non finisce qui, guardi, guardi. No. Da Chiara, Serena, Eleonora e Massimo. Lugli. È il Lu- cognome. È il cognome. Esatto. Lugli? Ha visto? Lugli? Cosa Lu- vuol dire? Voglio dire, Zia Marta, Lugli, ok, col grazie. bene che ti voglierai non finirai. Aspetta. Ai, ai, ai. Grazie, sono commossa. Grazie mille, grazie. Sorpresa! Grazie, sorpresa! grazie. Riposo qua. Grazie anche a nome mio, è stata una gran bella serata con persone stupende. Adesso però torniamo a fare ciò che sappiamo fare, sono emozionato anche un po' io, e in questo lungo viaggio negli anni vi portiamo nel 1975. Sì. Ho scelto anche 2 canzoni per quell'anno, ma pensi, zia Marta, che 1975 nasceva Microsoft. Ormai veramente? tutti abbiamo un computer, tutti abbiamo pigiato uno dei loro tasti. Guardi lì come nasceva Microsoft. Ma che bella barba! È vero, in effetti devo dire che era bello barbuto. La barba! In quegli anni debutta al cinema un capolavoro, il film Amici miei del 1975. L'ha visto quel film? Dica di sì, dica di sì. Sì, l'ho visto, ma l'ho visto davvero. È mai stata a Gardaland? Sì? Quell'anno fu inaugurata Gardaland, Lo so. 1975. Perché c'ero. E lei è in foto? Là dietro? C'è zia Marta da qualche parte? Sono quella lì che sono vestita di nero Sì. col collettino bianco. Non credo proprio. Ho scelto 2 canzoni del 1975 per voi. La prima la considero una canzone emozionale. Tantissimo. Piange il telefono. Pronto? Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma c'è qualcuno che... Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so se può venire. Dille che son qui, dille che è importante, che aspetterò. Ma tu hai fatto qualche cosa alla mia mamma? Quando chiami tu mi dice sempre, digli che non ci sono. Ma dimmi se scrivere di già, è bella la tua casa, a scuola come va? Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma sul mio diario, gli altri hanno quella del loro papà, io no. Dille che son qui, che soffro da 6 anni, tesoro proprio la tua età. Ah no, 5 anni. Ma tu la conosci la mia mamma? Non mi hai mai parlato di te. Aspetta, Piange il telefono perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi
mare. Sì, tanto. Lo sai che so nuotare? Ma dimmi, come fai a conoscere l'Hotel Riviera? Ci sei stata anche tu? Dille la mia pena quanto tutte e due vi voglio bene. Ci vuoi bene? Ma io non ti ho mai visto. Ma che cos'hai? Perché hai cambiato voce? Ma tu piangi. Perché? Piange il telefono perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. Piango al telefono l'ultima volta ormai, ed il perché domani tu lo saprai. Falla aspettare, Andando. falla fermare. È andato via. Sei andata via, allora addio. Arrivederci, signore. Ciao piccola. Oh, sono quelle canzoni che è difficile portarle a termine. Perché allora, se uno canta questa canzone tanto così per cantarla non ha problemi, ma se tu entri nella storia e la vivi è difficilissimo non avere un senso un po' di affanno, un senso di angoscia. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi che adesso come per magia appare qui. Vai Fabri, eccolo, c'è il numeretto, ce l'abbiamo il numerino, eccolo qua, benissimo, anche perché questo numero, sotto il numero, ricorda una cosa fondamentale di Casa Peretti, il fatto che siamo in rigorosa diretta. Ma parliamo del 1975, mi racconti qualcosa lei di quell'anno? Se vuole. Lei è qui e se no cosa fa qui? Allora, nel 1975 io uscivo con Un altro fidanzato. Ecco. che si chiamava Gigi Parigi. Ma che nomi? Prima Lillo Birillo. Gigi Parigi. Sì, lui si chiamava, se preferisce, Parigi. Gigi è uguale. No, Gigi di nome e Parigi di Gigi cognome. Parigi. Ok, e com'è andata con lui? Ma male, Male anche con me. ho dovuto lasciarlo. Ah, Non ecco. potevo stare con uno che era convinto di aver progettato lui la Tour Eiffel. Ma no, dai, sì. Tutti sappiamo benissimo che la Tour Eiffel è stata progettata dagli Eiffel 65. Ma non è E vero. ma mentre come- la costruivano lì Anduba da Buda di Diba da da. No. Così. Salutiamo gli Eiffel. No, non è stata il signor Eiffel. No? È una storia lunga, ma gliela spiego dopo. Ci ha messo anche un po' di anni a farla. Comunque l'ho lasciato. L'ho lasciata. Forte. Prossimo brano del 1975, non è uno dei più famosi assolutamente del repertorio di Puma, è uno dei più belli che io possa mai interpretare. È la storia di due amici, ok? Uno di questi due è fidanzato, ma un giorno becca il suo amico Con la sua fidanzata. con la fidanzata. Ma che siete tutti uguali, Ma no, tutti uguali. Ma cosa c'entra tutti uguali? È la storia, è questa la storia che narra e il titolo è emblematico perché è una storia che fa ridere, perché questo ragazzo, l'amico del tradito, era molto particolare, chiuso, addirittura è stato aiutato molto. Esatto. A tradire? No, a vivere dal suo amico, però poi gira e rigira, gliel'ha messa, ha capito? Lo sparagnao. Una storia che fa ridere. (1975) E il brano descrive proprio il momento dove vengono beccati sul fatto. Via di qui per fare
favore via, non saprei controllarmi più, caro amico, guarda e ascoltami, fa che tu, fa che lei non vi veda più. Pensa un po', lo sapevo già, e così non mi importa più. Molti errori avete fatto voi, lei lo so che cos'è, mai stupito tu. Se potessi scriverla una storia che fa ridere, c'è un ragazzo strano senza sangue nelle vene, ha un amico solo e quello sono io, che chissà perché gli vuole bene. Questo amico ha fatto tante cose sempre in vita sua, molte cose giuste, molte no, fra queste una, a una certa donna, quella lì, e ha creduto in lei come a nessuna, l'altro no, non sorride mai, forse sa che ha un suo fascino, l'indifesa sua solitudine, tutti lì intorno a lui, a proteggerlo. E ogni giorno io, l'amico sempre pieno di allegria, spargo intorno a lui il sapore buono della vita, e l'esempio primo della vita è lei che adesso è lì che trema e sta piangendo, sì, perché magia che piace tanto nelle favole, il ragazzo fragile un bel giorno si è svegliato, e nel modo in fondo più perfetto, sì, ciò che non sopporto è questa scena adesso, via di qui, per favore via, aprirò le finestre poi, se mi viene io ne riderò, via di qui, per favore via. No, lei stia. Mi sento un po' presa in causa. Ah no, lei stia. Come dire? Ma perché no, stia qui? Via di Perché? qui, mi sposto. Ma perché mai? No, dobbiamo continuare questa lunga. Le è mai capitata una storia simile, magari di una sua amica, di rubare il fidanzato a Irma? L'ha mai portato via il fidanzato alla sua amica Irma? Dica la verità. No. No. Alla mia Tutti amica bravi Irma, siamo. no. Siamo tutti bravi. No, la mia amica Irma, no. Io, Ah. amica, uguale, amica, con la A, amica. E se si innamora del fidanzato di Irma, che succede? Allora vado a prendere la canzone dei Pooh, Ecco, invece che la donna del mio amico, vabbè, la giro. la gira, voilà. in qualsiasi maniera la In che gira. modo? 1968. Siamo già arrivati al 1968. Vabbè, il 1968 è un anno di grandi rivoluzioni. Il mondo inizia a conoscere la musica beat, ma al cinema guardi cosa esce.
Odissea nello spazio. La prima di un capolavoro assoluto, parliamo del 1968. Ma non solo, quell'anno il signor Frank Sinatra Oh yeah? incide My Way. 1968, poi del 68 potremmo andare a ricordare tantissime altre cose, ma ho scelto 2 brani anche per quell'anno lì. Il primo è una storia, è una bellissima storia dentro un aeroporto, dove lei va via, prende il volo, dicendo a lui tornerò. Lui sa benissimo che non tornerà mai più. E quando lei prende il volo, lui le urla bugie, bugie, bugie. E succede. Quindi era carnevale? No, Ah, non quel tipo di bugia. pensavo. No, bugie. Ah, bugie. Il titolo è 5 minuti. Guardi, siamo in aeroporto anche noi. «1968». 5 minuti e un jet partirà portandoti via da me. 5 minuti per noi, poi anche tu partirai. Io non so che darei per parlarti, ma tu non mi ascolti già, più niente ormai può fermarti. 4 minuti per noi, quanto dolore mi dai. Io non so che farei per baciarti, ma tu già non sei più mia, tu sei già via lontano. Aspetta, aspetta, ma dove vai? Solo un minuto e un jet partirà portandoti via da me. Solo un minuto tra noi, guarda che addio mi dai. Nei tuoi occhi non c'è un sorriso per me, solo fretta ormai di andartene, amore. Cinque minuti. Chiamano un nome, sei tu. Va, non voltarti mai più. Questo cielo fra noi è la fine, anche se mi hai giurato che ritornerai da me. Bugie, bugie, non tornerai. Bugie, bugie, non tornerai. Ricordo molto bene quell'anno, sa? Nel 68 lo ricorda bene, come Ricordo mai? bene perché ero fidanzata. Un altro, ma quanti ne ha avuti? Ma quanti ne ha avuti? Capisco 8 mariti, ma quanti fidanzati? Vabbè. Prima ci sono i fidanzati, poi i mariti. Sì, è difficile che il contrario, Con zia Marta tutto è possibile, lei lo Ok, sa. va bene. Comunque, ero fidanzata con Osvaldo, detto lo svitato. Ma scusi. E le spiego anche perché è detto lo Ma svitato. che no? No, questo è un soprannome. Vabbè, Questo è vorrei un vedere. soprannome. Osvaldo lo svitato, perché? Sì, perché praticamente
nel 1968 decide di portarmi in vacanza a Londra. Oh, bello. perché- Romantico lo svitato. Sì, perché a Londra in quell'anno arriva l'utilizzo del bancomat. Allora lui era tutto entusiasta, dice andiamo a vedere come funziona Bello, questa cosa, bello, ci sta. questa novità, eccetera. E anche tutti i londinesi erano lì davanti a questo muro. Bello. Sputava soldi, no? Bello, cioè ci mancherebbe. Poi? E poi è successo che Osvaldo si è messo anche lui davanti al muro. Ecco. E aspetta, niente, non beccava niente perché in quel muro lì il bancomat non c'era. Lui è ancora lì. Se lei va lì, c'è proprio la sagoma, è imbalsamato lì dal 1968. 98, 2008, 18. Ah, dai, era possibile. Sì, ancora lì tutti fanno le foto quando vanno a Londra C'è con lui. Osvaldo lo svitato che è ancora lì davanti al muro che aspetta. Un'altra canzone ho scelto di quell'anno per voi e fa così, la cantiamo insieme. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai, sei mia, e stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Poesia. Ma non vorrei che tu a mezzanotte 3 stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già perduto e nella mia mano, dove prima tu brillavi, è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e dal pugno chiuso una carezza nascerà. Ho voluto farla solo pianoforte e voce per valorizzare ancora di più, ma non vorrei che tu a mezzanotte 3 stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e nella mia mano, dove prima tu brillavi, è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e dal pugno chiuso una carezza. Come fa? Che dire di più? Che dire di questo pezzo? Non puoi dire niente, è semplicemente perfetto, così com'è. Come zia Marta. Ma che cosa c'entra zia Marta adesso? Ma cosa c'entra? Sono le 20:38, tardo ancora un po'. La pubblicità, perché voglio portarvi nel 1993 e un'immagine, anzi 2 immagini sono l'emblema di quell'anno. Partiamo da sempre i film, perché in quell'anno, e me lo ricordo bene perché io ero a San Bartolomeo al Mare a vedere Jurassic Park, la prima, mio Dio! la prima di Jurassic Park, ragazzi. Beh, è un film che abbiamo visto tutti abbiamo avuto un po' paura su Jurassic Park e qualche incubetto ce l'abbiamo avuto, no? Sì,
Sì, ok. Sempre in quell'anno un arresto fondamentale, un arresto importantissimo che fu l'arresto a Totorina, di Totorina. Esatto, abbiamo queste immagini, stiamo parlando del 1993 e ho scelto 2 canzoni, pensi? Ho scelto 2 canzoni. La prima per voi. mentre la seconda Marco Masini, Ti innamorerai. Ti innamorerai, forse non di me, starai ferma lì e succederà da sé, da sé. Della libertà degli amici tuoi te ne fregherai quando ti innamorerai. Vedrai cosa fa. Sarà bello da guardare come un poster di James Dean. Sarà dolce la paura sganciandosi blue jeans. Sarà grande come il mare, sarà forte come un dio, sarà il primo vero amore, quello che non sono io. Ti innamorerai di un bastardo che ti dirà bugie per portarti via da me. Che non dà quel che promette. Ti innamorerai, certo non di me, in profondità che non sai di avere in te. In te sarai sola contro tutti, perché io non ci sarò quando piangi e lavi i piatti e la vita dice no. Un ritardo di 6 giorni che non sai se dirlo a lui. Avrai voglia di pensarmi, tu che adesso non mi vuoi. Ma non sarò io con te. Ti innamorerai quando sarà tardi ormai. Voglio sentire tutti, dai. E il cielo piangerà. Come fa? Gli mancherà una stella. Sei troppo bella. 1993. Adesso a questo punto sono curioso di sapere quale amore però basta con sta cosa che vado fuori fuoco, ragazzi. Mi sono già tolto la camicia bianca. Riusciamo Proviamo a togliere anche la maglia. sì, aspetta un attimo. Ma non è possibile, no, così va. Così vediamo tutti il suo petto villoso. Ma non è vero, non c'è un petto villoso. E peloso. Ma non è vero, non è assolutamente vero. A proposito 1993, sentiamo l'amore della zia. C'è una Lo so che non ci simpatica- puoi fare niente, regia, lo so. Sarai vestito nero, bianco, non so più cosa fare. Dimmi. Che succede? 93, Allora, 93. famosissimo
di questo film che abbiamo visto, Jurassic Park, intraviste, Jurassic tutti, Park. eccetera, il mio fidanzato Rocco il Brocco, Ma perché? Ma perché Rocco il Brocco? anche questo era detto il Brocco. Vabbè, meno non era male. il cognome. Meno male, perché fosse stato il cognome il Brocco e i suoi genitori davano il nome Rocco, cioè, raga, vabbè. Va fuori di testa per questo cult, Jurassic Park, che sapeva tutte le battute a memoria. Vorrei vedere, è bellissimo. Tanto che tutte le volte che suonavo il campanello che arrivavo da lui, niente, apri. Devi mantenere la calma. Benvenuti a Jurassic Park. Cioè, Devi mantenere la calma. A un certo punto gli ho girato un mano a rovescio perché la calma non ne avevo più. Sta ancora girando adesso per Jurassic. E com'è andata a finire? È lì che gira. L'ha lasciato? L'ha lasciato. Ancora un brano in questo primo tempo, sempre 1993. Laura Pausini, Strani amori. È una scaletta dove a casa potete davvero perdere la voce stasera. Mi dispiace, devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo ho perso dietro a lei, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo noi. E l'aspetti ad un telefono, litigando che sia libero, con il cuore nello stomaco, un gomitolo nell'angolo, lì da solo, dentro a un brivido. Ma perché lei non c'è? E sono strani amori che fanno crescere e sorridere tra le lacrime. Quante pagine lì da scrivere, sogni e lividi da dividere. Sono amori che spesso a quest'età si confondono dentro a quest'anima che si interroga senza decidere se è un amore che fa per noi. E quante notti perse a piangere, rileggendo quelle lettere che non riesci più a buttare via dal labirinto della nostalgia. Tanti amori che finiscono, ma perché restano nel cuore. Strani amori che vanno e vengono nei pensieri che li nascondono. Storie vere che già appartengono, ma si lasciano come noi. E adesso ci fermiamo soltanto 3 minuti e mezzo, poi torniamo in onda con tutti i vostri messaggi e avete ancora il tempo di scriverne, perché se vi è piaciuta la puntata, un messaggio è ciò che aspettiamo da tutti voi. Pubblicità, giusto? Giustissimo. E allora andiamo a leggere. Dove va? Dove va? Ci sono i messaggi. Non lo so, ma devo sgranocchiarmi un po' le gambe. Ma non si sgranocchi niente. Che forza star seduta, sono un po' insaccata. Sei saccata come la mortadella. Andiamo a leggere i messaggi. Vai Fabri. S'accomodi, s'accomodi. Ma così siamo alti uguali. Buon inizio settimana tutta casa Peretti. Finalmente si canta di nuovo con voi. Sonia, Alessia, Matteo da Magliano d'Alpi. Ciao. Che bella, che bel fiore. Che bell'albero, che è un cuore. Bravo, c'ero arrivata
innamorata anch'io. È un per- cuore viola, bello. Grosso Ma cuore. che pianta sarà? Allontana. No, aspetta. Allontanata. Allontanatasi per poco dal suo pubblico televisivo per incontrare quello dal vivo. È tornata a Casa Peretti per la gioia di noi estimatori. Saluti, Rotellini Carlo. Un glicine mi Grazie. scrive il mio manager. Grazie Rotellini. Un Grazie. glicine. Buonasera Enrico, buonasera zia Marta, buona settimana. Stasera seguendo Casa Peretti sto scaldando appena una minestra. Un bacio da Marco di Intro. Buona! Buona la minestra! Sì, Farro. Non lo so, Non buonasera, vorrei sentire i migliori della nostra vita. Mi chiamo Oscar da Casale Monferrato. L'abbiamo fatta di recente, mi sembra. Omar, che Oscar. Ah, Omar, scusi Omar. Nel frattempo sotto c'è una base che ho fatto io per leggere i messaggi, che è la musica degli migliori anni della nostra vita. Sì, ce la faccio, eh. Ciao ragazzo, un saluto da Lucrezia e Davide di Rivarossa. Per i nuovi acquisti di moto da Tria stai facendo della buona musica che rilassa tanto dopo il lavoro. Enrico di Rivarosso. Uela ragazzi, bene, eh. Piano, divertitevi con la testa, con il casco e belle, direi, belle Molto belle, Molto. molto belle. Venga. Sempre belle serate, Dani dice Alessandra. Grazie Dani, dobbiamo correre perché i messaggi sono tantissimi Sì. e il tempo è tiranno. Non so se riusciremo a leggerli tutti. Vai regia, uno dietro l'altro, vai, velocissimo. Buonasera Enrico, conoscerti è stato un gran piacere. Abbiamo così apprezzato non solo l'artista ma anche la squisitezza della persona. Un caro saluto da Felice, Elena e Felicita. Ciao ragazzi, grazie! Grazie, è stato bellissimo incontrarvi. Buonasera a tutta Casa Peretti ed Enrico, bentornati anche questa settimana. Andrea di Borgomanero, ciao Andrea, grazie. Corriamo, sono tanti. Finalmente siete tornati, buona serata a te zia Marta, bacioni Silvia da Bottelciata, ciao Silvia. Ciao. Grazie Silvia. Buonasera Enrico, buonasera alla fantastica zia. L'ultima volta sono stato caffone e non l'ho salutata. Fine settimana noioso senza di voi. Ti chiedo un brano dei Pooh. Pesco a caso tra le loro perle. Te la farò cantare tutte, incredibilmente giù. Va bene Paolo, te la mettiamo in programma. Questa settimana arriverà, verso fine settimana. Vai che siete tornati. Ciao Enrico, zia Marta, lo dice Elena. Ciao Elena, grazie, Elena, grazie. ciao. Veloce regia, devo battere tutti i record. Vai. Uva. Ciao Enrico, ciao zia Marta, bentornati, mi siete mancati, bellissima serata, la vostra compagnia mi fa sempre bene, un abbraccio grande da Stefania di Rondessone, ciao Stefania, grazie Stefi, grazie di cuore. Abbiamo tutta sta fretta. Ciao Enrico, ciao zia Marta, siete fantastici. Silvia e Alessandro da Castellazzo Borbida. Post scritto, ci piacerebbe ascoltare le ragioni del cuore di Elisa e Ligabue. Va bene, la mettiamo in programma anche questa. Ogni richiesta viene tenuta in considerazione. Sì. Ciao Enrico, ciao zia Marta, siete la mia dose di buon umore. Grazie per tutte le risate, i tuoi sketch, cara zia Marta. Sono sempre divertenti. Buon inizio settimana a tutta Casa Peretti. Maria da Torino. Ciao cara Maria. Grazie Maria, grazie di cuore. Ciao Enrico, ciao zia Marta, siete fantastici. Grazie per aver cantato i Nomadi. Barbara di Voghera. Ciao Barbara. Salutami. Barbara. Tutta Voghera all'ascolto. Buonissima settimana Enrico e bentornata alla zia Marta. Mi piacerebbe ascoltare un brano dei Pooh a tua scelta. Grazie, un abbraccio Edo. Che ansia. L'abbiamo Ciao, fatto, Edo. l'abbiamo fatto il brano dei Pooh. Dai che voglio leggerli tutti. Buona settimana a tutti. Viva Casa Peretti, Giovanni Silvia ed Alessandria. Grazie ragazzi, grazie di cuore. Ciao Enrico, ciao zia Marta. È inevitabile non mandare il mio saluto alla coppia più simpatica e molto brava della trasmissione. Grazie, bellissime canzoni. Renata da Piscina. Grazie Renata. Grazie, ciao Renata. Grazie Renata. Che Ciao ansia! Enrico, ciao zia Marta, bentornati. Grazie Enrico per avermi cantato la canzone di Ramazzotti. Hai mantenuto la parola, grazie di cuore, vi voglio bene. Ciao Alessandra da Torino. Già, esatto. Ciao Alessandra. Ancora messaggi. Manca un minuto. Ciao Enrico, bella serata come sempre. Un saluto a Fiorenza e Ugo di T Torre Pellice da Ettore e Annabella. Ciao Ettore, ciao Annabella, ciao Fiorenza, ciao Ugo, grazie mille. Ciao Enrico, zia Marta, tutta Casa Peretti, buona serata, buona musica. Lili da Rorà. Ciao Lina. Ciao Lili, grazie. E poi ciao Casa Peretti, ciao zia Marta, un abbraccio da Michele Gianni di Torino. Ciao ragazzi, ciao. Nel frattempo io ringrazio già tutti a prescindere. Ciao Enrico, non prendere in giro zia Marta per arrivare fidanzati e mariti. Io giuro, ho avuto una cliente che ha avuto un sacco di fidanzati e 5 mariti, tutti imparentati tra loro e tutti morti. No come, ciao Titti. È la Madosca. Buona serata a tutti. Henry, stasera sei stato bravissimo, lo sei sempre. Ma Lori di Brandizzo, grazie Lori, grazie. E poi sarà la presenza ci sono ancora tanti messaggi, li abbiamo lasciati un po' indietro, Santa. però vi ringrazio a tutti. Mancano esattamente 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Buona serata, ciao zia. Grazie Enrico, grazie a tutti voi. Grazie. Ciao, Fabri. Ciao Fabri. Ciao. E Fabri che sa. Ciao.